Finalmente è finita pure sta partita. Cagliari Inter 1-2. Vince l'Inter con semigol di Lautaro e semigol e semi-autogol di Cerri. Pareggio di Joao al 50° e poi rigore siglato da Romelu Lukaku al 72°. Inter che sinceramente non era quell'Inter imbattibile che sembrava essere contro il Lecce. Sinceramente non ha fatto tutta questa grande partita, ma comunque ha fatto 2 gol e pertanto ha meritato di vincere. Cagliari che nel primo tempo non c'era, tolto un tiro di Cerri, l'anima di meglio mortacci sua, non vedo l'ora che se ne va da Cagliari. Non abbiamo fatto un cazzo nel primo tempo, giusta la sostituzione con Simeone. E Cagliari nel primo tempo imbarazzante, nel secondo tempo meglio, ma comunque poca roba. Veramente poca roba. Simeone, tranne qualcosa all'inizio, poi per tutta la partita praticamente non si è sentito, tranne qualcosa alla fine. Non c'è atteggiamento, non c'è... Una volta trovato il pareggio non ho visto un Cagliari che provava a fare il secondo gol. Abbiamo subito l'Inter per tutto il tempo. Per carità l'Inter è più forte, sì, però se tu vuoi l'Inter la puoi mettere in difficoltà. Manca la mentalità, perché la squadra c'è. Continuo a ripeterlo fino alla morte. La squadra c'è. La squadra c'è. Manca qualcuno che gli dà mentalità, qualcuno che gli dà le motivazioni. Maran non può fare questo e Maran deve essere esonerato. Io spero che dopo questa partita venga esonerato. Lo spero vivamente. Anche perché Giolini deve capire che se ha costruito questa rosa per puntare a un obiettivo che non sia una salvezza, e io credo vivamente che sia questo il motivo per cui ha costruito una rosa del genere, ovvero il puntare all'Europa, parlo di Europa League ovviamente, devi capire che un allenatore del genere non ti ci può portare perché non ha mentalità. Migliore in campo Pellegrini, secondo me, del Cagliari, però pure lui ha sbagliato parecchi cross, per carità, in fase ha dribblato un po' dei giocatori dell'Inter, però comunque, nonostante non abbiamo un saltatore, dopo che è uscito Cerri, nonostante non avessimo un saltatore, sì ok, il cross di Nandez ha portato al gol di João Pedro, però generalmente è inutile crossare se non hai uno di fisico che può staccare più degli altri, specialmente se quelli in difesa hanno Skriniar e Ranocchia che comunque sono abbastanza alti. Maran c'ha sto feticismo verso i cross che io proprio non capisco. E niente, non che mi aspettassi di fare risultato, ma mi aspettavo un qualcosa di in più a livello di prestazione. Primo tempo inesistente, secondo tempo abbiamo cominciato bene, ma dopo il pareggio siamo morti e poi niente di più, niente di più. Sono contento per ora di Olsen perché cappellate non ne ha fatte. Io spero che venga esonerato subito, perché non si può andare avanti con Maran. Tra l'altro che cazzo gli ha detto la capoccia di rinnovare il contratto l'anno scorso, nemmeno a salvezza ottenuta, magari. Bah. Poi chissà che... c'ho qualcos'altro da dire ma adesso non mi viene in mente. Bah, vabbè, non aggiungo altro perché tanto è inutile. Partita persa, si sapeva. Inter sicuramente non delle migliori, si poteva fare qualcosa di più, potevamo fare qualcosa di più, però non è possibile. Ecco quello che volevo dire. Al posto di grossare, dato che ci abbiamo Rog, ci abbiamo Nandez, ci abbiamo Nainggolan, ci abbiamo Joao Pedro, che tutti questi più o meno la botta ce l'hanno, forse Nandez un po' di meno magari, però Rog, Nainggolan e Joao Pedro sì, perché magari non tentare un tiro da fuori ogni tanto? La butto lì e do un'idea.
Comunque, niente, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video.